5.709 positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. L'ultimo bollettino della regione conferma il trend in crescita dei contagi che coinvolge tutte le ULSS, come confermato dai direttori generali nel consueto briefing giornaliero. Parametri in crescita anche nella Marca Trevigiana. Noi abbiamo in casi in incidenza che è in salita, siamo a 525 su 100.000 casi positivi. Nella Marca di positivi abbiamo una media giornaliera di 826 positivi al giorno. Una media giornaliera. L'R-Conti è alto perché è 1,32, quindi questo ci fa pensare che ancora ci sia qualche ricovero ospedaliero in più. I pazienti che vengono in ospedale sono di due tipi: quelli che hanno fatto purtroppo la seconda dose e non la terza, quindi non hanno completato il ciclo e hanno pluripatologie, oppure l'over 80 con pluripatologie che non ha fatto la quarta dose. Curva destinata a crescere nelle prossime settimane. Andremo su fino alla metà di luglio sicuramente, perché il trend è questo, poi il trend in tutta Europa, quindi è un trend che si mantiene anche per l'Italia. Dal direttore generale un appello ad usare la mascherina quando si incontrano soggetti fragili e in caso di assembramenti, anche se all'aperto. Nel momento in cui ci sono grandi assembramenti, devo dire, vado a vedere una partita di calcio in uno stadio, anche se sono all'aperto, ma salto, grido, eccetera, mi tengo la mascherina almeno chirurgica. E vado ai concerti e faccio la stessa cosa, perché nel momento in cui canto, urlo, ballo, salto, le goccioline, se sono un positivo anche asintomatico, partono, vanno oltre i 2-3 metri e vado a contagiare. E anche Benazzi in questi ultimi giorni ha dovuto fare i conti con il virus. Se il Covid ha colpito anche me, sono in sesta giornata, è stato un periodo anch'io rinchiuso dentro con tosse, mal di testa, cefalea, quindi e dolori muscolari, e adesso sto meglio. Ho fatto il tampone stamattina io da solo e sono risultato negativo, ringraziando Dio. Adesso sono stato stamattina in microbiologia a Treviso, dottor Saviano, e mi sono fatto il molecolare. Arrivato nel tardo pomeriggio, l'esito del tampone molecolare ha confermato la negativizzazione del direttore Benazzi, pronto a tornare nel proprio ufficio.